Buonasera, 14ª puntata di Che Calcio Che Fa. Abbiamo ancora nella mente l'eco della vittoria dell'Atalanta l'altro giorno, incredibile in Champions, e soprattutto l'Atalanta che poi batte anche nel weekend calcistico la Roma, tenendo una giusta distanza dalla quinta in classifica, che è appunto la Roma. Nei prime posizioni c'è il trio che ormai si sta un po' avvicendando, nel senso che l'Inter è scalato, visto la sconfitta a Roma contro la Lazio, alla terza posizione per la prima volta quest'anno. La Lazio diventa seconda a un punto dalla Juve che batte il Brescia per 2-0, e poi vediamo delle rincorse del Milan che batte il Torino durante il recupero, e il lunedì, diciamo, il post la partita, insomma, del posticipo, e il Napoli che al tempo stesso riesce a recuperare un po' di terreno. In coda poi abbiamo un po' di situazioni che si stanno delineando, specie le ultime due in classifica, che nel prossimo turno avranno degli impegni molto difficili, che se non riescono a far punti incomincia in qualche modo uno scollamento dalla terzultima in classifica, che è il Genoa. Questo tanto per dire che di argomenti ce ne sono tantissimi. Che Calcio Che Fa, il nostro piccolo format che abbraccia la TV, la radio e il web, e noi sappiamo che abbiamo di volta in volta degli ospiti che ci fanno compagnia con le appartenenze della loro professione, che sono tendenzialmente legati o al lavoro nel campo, diciamo, calcistico, come possono essere opinionisti, giornalisti, addetti al settore, ma soprattutto persone legate alla passione per questo bellissimo sport. La professione è una professione del nostro ospite un po' particolare, che sembra quasi che voglia dire che ci azzecca un economista a Che Calcio Che Fa. Ci azzecca come? Ci azzecca come il gol di Montari. Il gol di Montari, ve lo ricordate il gol di Montari? E lui sorride adesso, no? Il gol di Montari è quello che non fu dato contro la Juve in un Milan-Juventus per questione di 1 metro, probabilmente era 1 metro, non erano 45 centimetri, erano molto ma molto di più, e che quindi, insomma, arrivato a un certo punto quel metro rappresentava anche una felicità negata o una felicità che poteva invece essere data, e magari cambiava il corso della storia, almeno a livello calcistico. Tutto ciò per dire che io devo presentare l'ospite, che è un autore di un libro che andremo ad analizzare nella prima parte di Che Calcio Che Fa, che è Il metro della felicità, e quindi ho il piacere, dopo questo preambolo anche un po' troppo lungo, di presentare ovviamente Luciano Canova. Buonasera Fulvio, buonasera agli amici da casa, grazie per questa bellissima presentazione e la metafora bellissima del gol di Montari. Poi da interista non è che mi ha fatto tutta questa realtà dispiacere, che non è stato un grandissimo dispiacere, vabbè, insomma, quindi vabbè, cerchiamo di tenere un tono, dai, adesso, anche perché poi avremo dei macro argomenti dei quali appunto tu, persona comunque sensibile e sportiva, comunque avrai modo di poter affrontare nelle varie sfaccettature. Quindi a questo punto abbiamo un testa a testa appunto tra me e te, e quindi avremo una prima parte in cui parleremo appunto del tuo libro, e quindi a questo punto non ci resta che altro, ovviamente, andare a presentare Il metro della felicità. Eccoci, allora, Il metro della felicità, andiamo a vedere un attimo la camera da questo punto di vista. Allora, innanzitutto diciamo che Luciano Canova è un economista, docente, leggo perché sono troppe cose, cioè non leggo, velocissimo. Economista e divulgatore scientifico, basta così. Va bene, ok, vabbè, lui è modesto, vabbè, lascerei perdere anche dei master che ha fatto un po' all'estero, insegna in università, ha scritto dei libri, tra parentesi, anni fa presentò un libro molto godibile, molto particolare, la dice lunga sul fatto che Luciano Canova piace in qualche modo andare a cercare degli ambiti un po' differenti, no? Il libro era La scienza dei gol, ovvero sia, assieme, adesso mi sfugge Carlo Canepa, il coautore, e andavano a cercare delle situazioni un po' più scientifiche riguardo al calcio. Uno dice, ma come può essere il calcio così scientifico? Sì, il calcio è scienza, perché bisogna studiare tante sfaccettature
sfaccettature per cercare di raggiungere il massimo del risultato, perché ahimè il risultato è la cosa più importante non solo nel calcio. Il libro è Il metodo della felicità, in realtà è un economista che si avvicina a questo argomento e sembrano due ambiti completamente distanti e separati. In realtà la felicità si basa proprio su alcuni parametri di natura economica, però alla fine del libro Luciano Canova ci dirà che non è solo così, al centro c'è sempre l'individuo, la persona umana. Assolutamente, no. Io mi occupo di felicità e devo sempre fare il preambolo che l'economia, quando uno mette insieme economia e felicità, c'è sempre le sopracciglia si aggrottano, e invece amo sostenere che ogni economista, se fa bene il suo lavoro, di fatto ha a cuore il tema della felicità, se si intende in qualche modo per felicità il prendere delle decisioni che migliorano la vita della persona e del massimo numero di persone possibili. Per cui un economista si occupa di felicità e qualità della vita, e come hai detto bene, al centro della qualità della vita c'è sicuramente il denaro, che nessuno nega essere assolutamente fondamentale, ma ci sono altre dimensioni altrettanto importanti e che devono essere in qualche modo tenute in considerazione e misurate. Beh, l'affermazione diciamo più famosa riguardante il denaro è che viene spesso citato il motto: il denaro non fa la felicità, però insomma aiuta a conseguire qualche livello. Poi probabilmente è l'interpretazione che si vuole dare alla propria esistenza, alla propria vita, perché uno può essere ricco e essere scontento perché desidera sempre di più, quindi bisogna effettivamente, come dicevi tu, recuperare i parametri, cioè analizzare i parametri sul quali diciamo si poggia la propria esistenza. Assolutamente, hai detto bene, il denaro è importantissimo, è uno strumento di accesso ad altro, oltre che a beni materiali. E col denaro si può acquistare di fatto, comunque accedere a una salute di qualità, a un'istruzione di qualità, e a un lavoro che insieme allo stipendio porta la relazione, lo stare insieme agli altri, l'identità. Il significato di un'esistenza è fatto di tante cose, tra cui, e l'abbiamo citate, le relazioni, proprio il fatto di stare bene nella comunità in cui si vive, di dare significato all'esistenza che si fa, e di conseguenza questi sono aspetti assolutamente centrali nel tema della felicità. Poi lui non vuole assolutamente dare un concetto di felicità, a parte il fatto che è un po' uno dei capisaldi della filosofia umana da sempre, quello diciamo di raggiungere dei significati della propria vita, e ovviamente uno di questi riguarda lo star bene nella propria esistenza. È ovvio che dopo, se uno non sta bene per qualsiasi motivo, ma anche solo quello di natura legato appunto alla propria salute, decade tutta questa logica, no? Che ci sta dietro all'esistenza di ognuno di noi. Quindi non vuole assolutamente entrare nei meriti e dare una definizione vera e propria, se non una totale libertà di interpretazione, e questo rientra diciamo anche in una sua modestia, no? Nel non voler affrontare e porsi di fronte a grandi filosofi ed economisti. Però in realtà questo libro sembrerebbe un libro magari a prima vista, come dicevi tu, un po' così cattedratico, legato ai meri numeri. Invece è un libro altamente godibile, leggero, un libro molto divertente perché è pieno di esempi e di metafore, appunto perché deve cercare di avvicinare al pubblico questi concetti di natura economica e cercare di spiegare quindi questo concetto di felicità. Perché tipicamente appunto è una materia ostica, o comunque percepita come ostica dalle persone. Ci tengo a dire che il libro è basato sempre su evidenze scientifiche, perché comunque l'economia è basata su pubblicazioni scientifiche, però è vero che bisogna cercare di acchiappare l'attenzione delle persone o degli studenti, come mi capita di fare, attraverso l'uso delle storie, del racconto, dell'aneddoto, di un linguaggio il più possibile simpatico, insomma. E spero di esserci riuscito, per cui ti ringrazio del complimento. Non do una definizione di felicità perché appunto ritengo che sia una parola per cui ognuno ha la sua definizione. Probabilmente è un obiettivo che ciascuno di noi a suo modo ha
come tentativo di... Ecco, ognuno a suo modo di raggiungere, diciamo, il proprio livello di felicità, quindi ognuno ha la propria strada personale e lo si capisce anche nelle pagine di questo libro, quindi per poter raggiungere con i propri criteri, no? Ovviamente, quindi tu non ne dai da questo punto di vista, dai delle indicazioni, quindi per quale motivo non leggere e utilizzare questo libro come strumento, ovviamente, per poter creare, insomma, è uno strumento in più, insomma, per poterci avvicinare con lo sbriciolo di felicità che uno vorrebbe avere maggiormente. Ci sarebbe da dire tantissime cose, il laboratorio proprio riguardo alla felicità, lo studio che viene fatto a livello proprio mondiale, no? Di questa struttura. Adesso mi sfugge il nome, però no, l'ONU, che di fatto dell'ONU, ovviamente, il World Happiness Report, quindi è un progetto di ricerca. Il progetto dell'ONU, esatto. E l'altro invece riguarda la visione, diciamo, e questo prende, diciamo, le pieghe della nostra società, quindi a livello politico, di un sistema che dovrebbe in qualche modo garantire ovviamente una felicità, un benessere a tutti, ma poi non sappiamo che in realtà non è così. Diciamo che insomma gli Stati Uniti ce l'hanno in Costituzione il Pursuit of Happiness, quindi probabilmente non basta metterlo per iscritto. Diciamo che ci sono delle politiche, un tentativo dell'intervento pubblico di tenere a cuore tutte queste dimensioni. La cosa importante, come dicevo prima, è non esaurire l'idea di benessere nel solo reddito, ma allargare questa visione a una comprensione un po' più a 360 gradi che includa la salute, l'istruzione, la qualità delle relazioni, la bellezza del paesaggio e tanto altro. Benissimo, va bene, ci sarebbe da parlare tantissimo, insomma, indubbiamente, poi noi andremo a fare anche una bellissima presentazione nelle librerie Mondadori Bookstore e quindi avremo modo di poter sviscerare ulteriormente. D'altronde che calcio che fa deve iniziare e quindi sotto l'egida, diciamo, di questo smile che noi abbiamo qua, mi sono girato dall'altra parte, vabbè, il nostro smile che in realtà è, diciamo, l'immagine grafica del suo libro, ci accompagnerà per tutta la puntata, quindi noi iniziamo Che calcio che fa. Eccoci, quindi questo è il metodo della felicità, questa faccina ci segue per alcune slide e quindi a questo punto dico alla regia di rientrare quindi in studio, ecco, andiamo avanti con la prima slide e vediamo un po' il primo tema, ecco. Allora, la felicità del tifoso, c'è sempre la faccina, smile, è abbracciare una fede o c'è dell'altro, insomma, la felicità del tifoso, perché molte volte uno dice, beh, cultura dello sport, cultura calcistica, oppure io voglio andare allo stadio perché mi diverte tutto l'ambiente, mi diverte staccare, vedere 22 che corrono sul campo, insomma, è così la felicità del tifoso, quale può essere? Allora, l'attaccamento al tifo è sicuramente, l'attaccamento del tifoso è sentirsi parte di un significato, a proposito di quello che citavamo prima, quindi di una storia, perché in qualche modo il tifare per una squadra porta con sé un'identità e quindi evidentemente andare allo stadio è veramente un'esperienza emotivamente piena che dà molto significato. Ho due cose da dire, una che forse suonerà negativa, ma ci sono un po' di evidenze empiriche, cioè la passione è anche tale che molti risultati mostrano che il tifoso gode anche quando il proprio rivale perde, la parola tedesca Schadenfreude, che vuol dire proprio godere della sconfitta altrui. E qualche anno fa erano stati usati i dati delle società quotate in borsa in Italia. L'avete visto? Basta un niente, no? Lui si attiva subito, porta i dati, eccolo. Però questo era bello perché faceva vedere che quando la Lazio e la Roma giocavano, i tifosi della Lazio scommettevano compravano azioni della Lazio quando la Roma perdeva, per dire che c'è proprio una specie di godimento nella sconfitta altrui. In positivo invece ho una storia che arriva da un amico che lavora per la nazionale albanese, si chiama Alarico Rossi, tra l'altro, per dire che il calcio è anche uno sport che ormai sempre più crea lavoro, perché prima dicevamo di scienza, ormai tutte le squadre con i dati disponibili hanno bisogno dello statistico. Questo ragazzo, che non è uno statistico ma lo è in parte diventato, adesso è il responsabile dell'analisi dati della nazionale albanese, si chiama Alarico. E lui raccontava questa cosa che mi ha molto emozionato, perché diceva: io faccio questo lavoro meraviglioso per cui ho lavorato 2 anni per la partita Turchia-Albania, per le qualificazioni agli europei, che l'Albania doveva vincere, diciamo, per potersi qualificare, invece ha perso al 90°.
E mi faceva vedere questo video in cui nella bolgia dello stadio del Fenerbahce, con 60.000 tifosi turchi invasati, l'Albania si è trovata a perdere, però lui faceva vedere l'emozione dello stadio che canta l'inno. Anche l'inno di un'altra squadra, e poi mi ha girato una serie di video di lui che registra il momento dell'inno di varie nazionali, qualunque religione, qualunque cultura. E quello è un momento, a proposito di felicità, meraviglioso, cioè, e quello secondo me ha tanto del tifoso, perché cattura davvero l'emozione di incontrare altre persone che condividono una passione. È qualcosa che si avvicina davvero molto alla felicità. Beh, giusto, e anche perché ci vuole tanta cultura sportiva per accettare ed entrare nelle vesti, diciamo, di questi tifosi che, insomma, indubbiamente colgono l'attimo, che può essere quello dell'inno, ma anche di tanti altri momenti che possono essere interessanti proprio per rivelare evidentemente il lato umano, l'aspetto umano di un rotolare un pallone sul campo di calcio, perché molte volte uno vuole banalizzare, invece dietro al calcio ci sono delle bellissime storie, e quindi noi siamo qui a Che Calcio che fa a raccontare anche con i libri in continuazione, quindi questa è la cosa che per esempio a me piace tantissimo, perché parlare del calcio, della polemica, del VAR, sì, noi ne parliamo, ma fino a un certo punto, perché dopo quegli episodi vanno via, mentre invece in realtà delle argomentazioni e gli ospiti come appunto Luciano Canova ovviamente ci danno un aiuto nel cercare di capire di più il fenomeno via via che poi si evolve, no? Assolutamente. Bene, andiamo con un altro smile, vediamo. Eccolo qua, felicità, sempre questa felicità, non vorremmo essere degli emuli di Albano e Romina Power, però effettivamente un po' c'è, quindi felicità, una vittoria scaccia tutto, qua abbiamo l'Italia. E ti dico l'Italia per il semplice fatto che l'Italia è stata eliminata alle qualificazioni per i mondiali in Russia del 2018, lo sappiamo benissimo, però arrivato a un certo punto è stata una curva negativa, ma da una curva negativa si risale, e quindi non abbiamo raggiunto dei drammi ovviamente come nel campionato del mondo, cos'era, del 54 mi sembra, o era il 50, adesso mi sfugge, dove l'Uruguay batté il Brasile, che era l'organizzatore dei campionati del mondo, in casa, e lì ci furono dei suicidi. L'italiano non arriva, penso, ancora a questo, sì. Pensa alla propria ghirba ancora, però è vero questo discorso. Quindi una vittoria può scacciare tutto, ovvero sia aver già vinto, mi sembra, 11 partite consecutive è importante, no? Con la nazionale. Certo. Parlo poi della nazionale in questo momento, io in realtà l'argomento è macro, quindi cosa mi racconti riguardo a questo? Beh, allora, è una domanda interessante, perché di nuovo, tra l'altro anche qui ci sono un po' di studi, scusate, io devo riferirmi alla mia professione, certo. E in effetti a volte il calcio è bello perché è un laboratorio con dei dati interessanti. Spesso capita di farsi la domanda: ma ospitare un mondiale, una manifestazione europea rende le persone più felici? Parrebbe di no, nel senso che in realtà il fatto che per esempio Italia 90, il mondiale, fosse qui non si è tradotto in una maggiore felicità degli italiani. Quello che però invece impatta è quando la tua squadra vince la competizione. Allora lì effettivamente c'è questo studioso, si chiama Zimanski, che lavora tantissimo sui dati calcistici, che ha proprio fatto vedere come invece il vincere una competizione dà un boost in termini di soddisfazione personale, probabilmente per quello che dicevamo prima, per questa forma di attaccamento. Senso di appartenenza. Quindi, Diciamo che la nostra nazionale finalmente con questa bella serie ha cambiato decisamente trend, perché poi rispetto al fatto che una vittoria scaccia una crisi, c'è quello che in statistica si chiama fenomeno di regressione verso la media, cioè è normale, è come quando cambia un allenatore, è normale che dopo una serie di risultati negativi magari possa esserci un risultato positivo, che forse viene interpretato come l'effetto del nuovo allenatore, ma banalmente è la regressione verso la media, cioè una squadra tende a esprimere il valore che ha in media come qualità della rosa. Quindi diciamo che quello che conta è una bella serie di risultati che cominciano a stabilizzare il valore, e credo che Mancini in questo abbia cominciato a intraprendere il percorso giusto, perché effettivamente questi 11 risultati ci dicono che
comincia a però esserci tu lo sai un valore. che io parlo sempre di cose belle per ciò che riguarda il calcio, però la polemica, il polemista c'è sempre, no? Quello che dice, beh, ma tanto chi è che abbiamo incontrato? L'Azerbaigian, eccetera, Vabbè, eccetera. sì, però in passato, anche con la Corea del Sud, abbiamo lasciato qualcosa lasciato punti per strada e mondiali per strada, quindi in realtà credo che sia stato un percorso veramente limpido. Non credo che l'Italia parta da favoritissima al prossimo europeo, è vero che però rispetto al passato comincia a esserci un'idea molto solida secondo me di squadra. Innanzitutto ha anche rifondato, togliendo anche probabilmente qualche anzianotto che aveva forse esatto, un po' troppa voce in capitolo. Galles, Svizzera e Turchia. Galles, Svizzera e Turchia. Beh, in teoria è un girone accessibile, nel senso, anzi, speriamo anche in pratica, a proposito di quello che ho detto, dobbiamo avvicinarci pure con speranza a questo europeo, quindi un girone accessibile, un girone che però ha tutte squadre abbastanza toste, e a proposito di quello che dicevamo prima, squadra con un'identità molto forte, la Turchia assolutamente, certo, questo è importante, il Galles pure, cioè una squadra che comunque porta con sé, sì, è svincolato dal gruppo anglosassone. Poi bisogna stare attenti perché bisogna affrontarlo con la giusta decisione, sì, cioè prendere questo europeo senza l'idea no, siamo già passati, ma appunto non sottovalutare l'avversario. No, anche perché poi molta gente confida in una vittoria, mi sembra anche un po' eccessivo, però non dobbiamo neanche confidare troppo in una situazione anche troppo banale, che dopo noi indubbiamente siamo una delle scuole calcistiche più importanti, ma questo non vuol dire che abbiamo superato già il turno, quindi veniamo da una situazione negativa, esatto, insomma. Quindi bene non prendere sotto gamba, esatto, specie la Svizzera. Esatto, la Svizzera infatti. Certificati la Svizzera. Bene, vediamo la prossima slide. Ecco, felicità, questo tanto per dire a te che sei di fede interista, felicità è vincere un triplete o una manita? E beh, allora sicuramente nell'anno in cui si vince il triplete è un boost sulla felicità pazzesco. Devo dire che ricordo sempre quell'anno con piacere, perché si era creata anche un po' questa scaramanzia di guardare le partite nell'Inter sempre in tre, eravamo tre amici al bar e non sempre al bar, che guardavamo le partite sempre nella stessa configurazione, che ha portato bene, diciamo così, poi sono semplici correlazioni ovviamente, e a un certo punto vedi la felicità, e quello che ricordo è che io da tifoso interista ho sempre vissuto l'incertezza come elemento dominante della mia fede calcistica. Quell'anno però ricordo, ma proprio lo ricordo, non credo che sia una convinzione che mi sono creato ex post, ma anche appunto parlando con quei due amici ce lo ricordiamo, che la partita col Chelsea a Stamford Bridge in cui vincemmo 1-0 mi aveva dato un senso di sicurezza del valore della squadra. Ora magari non eravamo certi di vincere il Chelsea veniva da anni notevolissimi, aveva vinto la Champions. Era ancora una bella squadra, sì. Io ricordo che eravamo dati anche per sfavoriti al ritorno, e invece secondo me avevamo acquisito una consapevolezza che si vedeva quando si entrava in campo. Poi magari non avrebbe portato a vincere tutto, però c'era veramente una bella sicurezza che ci si portava dietro. Quindi sicuramente l'anno della manita fu un anno molto felice. Poi ecco, a proposito di felicità, è bello dire che quando passa l'anno della manita bisogna avere anche la forza di dimenticarselo, no? Nel senso che vuol dire ripartire, esatto. Vivere di ricordi, e per un interista 10 anni di ricordi sono stati anche fin troppi, no? Sì, bisogna avere la forza di lasciarsi dietro le cose belle, ricordandole come un momento importante della propria storia, assolutamente, ma anche guardare avanti per riprogrammare, perché poi il rischio è quello invece di ancorarsi a una realtà che non c'è più, a un contesto che è molto diverso. Ma non c'è un po' troppa volubilità dell'episodio, perché prima io accennavo al gol, non gol segnato di Montari perché era dentro di un metro, che dopo alla fine quel metro definisca un verdetto sportivo e di conseguenza una fascia, uno spicchio di persone che si attacca ovviamente in senso positivo, in senso negativo a quell'episodio. Ovviamente questa situazione è così molto volubile, no? Molto fragile, no? E quindi certe volte uno dovrebbe prendere anche la giusta distanza da queste cose, no? Sì. Ovviamente è un gioco. E lo è, appunto, e secondo me l'approccio scientifico serve anche a questo, non a predire, perché il calcio è imprevedibile, appunto perché ha una serie di fattori e combinazioni talmente complesse
che pure con tutti i dati non sarà mai possibile sapere che cosa succederà, perché poi appunto si ammala un giocatore, c'è un infortunio, piove, devi fare un cambio di altimetria. Ci sono tante variabili, ecco. Ci sono troppe variabili nel calcio, non è un gioco aritmetico, è un gioco come il baseball, come il basket, che si muove per intervalli discreti, cambiano continuamente i fronti d'attacco. Basta solo una palla che si rallenti e non entri, perché c'è una pozzanghera e non entri in porta. A proposito di triplete, io ricordo Dinamo Kiev Inter prima di qualificarsi per gli ottavi, all'89esimo perdevamo. Gol di Schneider. Quindi assolutamente devo dire che appunto gli episodi possono essere... perché non passavi il turno e quindi non... Quindi tutta quell'epopea sarebbe veramente ancorato a un fattore, cioè quindi 5 trofei sarebbero venuti meno. Poi quando uno lo guarda nel complesso si accorge che quel sistema era una squadra nata per vincere, però è vero che basta una piccola interruzione nella corrente e lì salta tutto, quindi ecco, meglio non ancorarsi troppo a questo tipo di logica. Ecco, quindi vediamo la prossima slide che si aggancia un po'. L'importante è ammirare o vincere? Quindi qui abbiamo Rivera con un bellissimo tacco, abbiamo Maradona quando era pimpante, abbiamo un magro Ronaldo, il vero Ronaldo come dici tu, e poi abbiamo questa Pulce che gioca veramente molto molto bene, quindi certe volte la felicità è solo magari forse per gli intenditori vuol dire solo ammirare, però per la maggior parte delle persone, anche se però non tutti la pensano in questo modo, è invece vincere, perché appunto abbiamo appena definito un episodio a favore dell'Inter contro la Dinamo Kiev che ha consentito di poter vincere, poi arrivare a vincere tutto il resto. Poi magari in questo percorso non avremmo potuto vedere il gol appunto di Eto'o a Stamford Bridge, che fu un gol bellissimo tra parentesi, oppure non so, il gol di Maicon contro il Barcellona, oppure tutte quelle emozioni che ci sono state, insomma la doppietta di Milito in finale. Vabbè, quindi insomma, qual è il tuo ragionamento riguardo a questo? Ti fermeresti ad ammirare? È una bellissima domanda, perché la trovo molto collegata al denaro compra la felicità. Nel senso che se uno pensa solo al risultato, come vincere o come magari guadagnare più soldi, sicuramente è un pezzo di felicità, però la felicità è bellezza. E quindi anche nel calcio è bellissimo ammirare il gesto tecnico, il gesto atletico. Ricordo un paio d'anni fa, quando ancora Cristiano Ronaldo era al Reale, fece quel gol straordinario, strepitoso, rovesciata e se non ricordo male lo stadio anche della Juve applaudì, ma perché era un gesto di una bellezza e di una perfezione estetica che veramente un vero tifoso sa apprezzare. Uno sportivo trasversale. E quindi io direi che l'ammirazione nel calcio è fondamentale. Adesso in questi giorni c'è stata la corsa del giovane fenomeno nuovo Haaland, che non ha portato a un gol, ma è un gesto di una bellezza nella sua Io ho avuto un sospetto che ci fosse stata in quella ripresa lì un'accelerazione al centro, diciamo, da quando prende la palla, esce fuori dall'area fino a centrocampo, lui fa un'accelerazione che viaggia al 3 volte tanto gli altri, ma non il portatore di palla, che ovviamente porta la palla e quindi è un po' più lento, ovviamente. No, è un atleta che sembra veramente impressionante, però appunto come si fa a non dire bello quel gesto lì, senza aver segnato, anzi è proprio bellissimo per questo, è un gesto di intelligenza tattica e di perché lui è andato a creare una superiorità numerica, poi non gli ha dato la palla, lui è andato a sinistra e ha detto ho fatto 80 metri, non mi dai la palla, e quindi questo va bene. Però risponderei con questo gesto qua, cioè proprio bellezza. Bello. Va bene, andiamo avanti, se c'è un'altra faccina, no, non c'è la faccina, eccolo qua, il futuro del calcio, muscolare, abbiamo visto una bella sgroppata di Haaland, classico, quindi Conte per il muscolare, diciamo, non voglio depauperare la tattica di Conte, però insomma indubbiamente l'atto muscolare, ma ho preso lui come esempio, ma in realtà è tutto un sistema che si sta muovendo in quella direzione, il calciatore deve essere molto fisico, con ritmo, deve andare avanti e indietro a prescindere, battendo appunto le zone del campo. Al centro abbiamo classico, quindi Mourinho, che è un allenatore da un certo punto di vista pragmatico, che utilizza i suoi giocatori, cerca di utilizzarli al meglio, potrebbe anche essere un muscolare se lui ha una squadra indubbiamente di muscolari. E invece a destra abbiamo quello che è stato, diciamo, negli ultimi 10 anni l'innovatore,
che però è stato innovatore indubbiamente per alcune cose, ma anche perché con quel Barcellona e di conseguenza anche la Spagna, che non era sua ma di Del Bosque, era una Spagna, erano giocatori spagnoli strepitosi, Sì. quindi abbastanza irripetibili. Lui ha ricreato dei mini cicli vincenti in Germania e in Inghilterra, quindi al Bayern e ovviamente al Manchester City, però quel calcio lì non l'abbiamo più visto. Quindi di queste tre situazioni, qual è? Io ho già in qualche modo risposto nella domanda, il futuro dovrebbe essere muscolare. Vorrei da te però un conforto, una tua analisi trasversale. Senza contare che secondo me il muscolare del futuro in qualche modo è anche classico e innovativo, non voglio mettere insieme tutte le cose, però effettivamente un po' con la potenza del dato, perché effettivamente gli staff tecnici cominciano ad avere delle informazioni di molta utilità, perché possono predire l'infortunio, dosare l'utilizzo del giocatore e quindi sfruttare al meglio la capacità atletica della propria squadra. Medica anche, quindi preparare anche il soggetto, conoscendo il bioritmo, le varie... E poi pensando proprio all'Inter del triplete, era una squadra in parte muscolare, cioè perché lo era assolutamente con Eto'o terzino che faceva delle sviluppate pazzesche, era la squadra classica. Ma era una squadra anche tecnica. Sì, esatto. Tattica, tecnica, ovviamente. E fu in quegli anni lì innovativa rispetto al calcio di Guardiola, tutto tecnica e fraseggio, perché di fatto ribaltava molto velocemente il fronte d'attacco e io in questo non ci ho mai visto niente di male, nel senso, tra l'altro uno degli indicatori più importanti in statistica calcistica è proprio quello, ormai si contano ed è un numero che tutti gli allenatori tengono su quanti passaggi una volta che la squadra ha recuperato palla vengono fatti prima di andare dall'altra parte. Ecco, ti rispondo con un'intervista che c'è stata in settimana a Fabio Capello, che è andato a un convegno in Spagna con altri allenatori, no? C'era Valverde, adesso mi sfuggono alcuni, e lui dice sì, il guardiolismo è finito da un certo punto di vista, in Italia vogliamo giocare un po' in quel modo lì, ma non siamo, ormai è finito già da un po' di tempo, quindi insomma stiamo ripercorrendo una situazione assurda. Nel calcio non si inventa nulla, io nel 1996 mi sembra avevo a sinistra Roberto Carlos, al centro avevo Hierro, che con la loro gittata in un attimo raggiungevano il compagno solo o chi veniva lanciato a 50 metri, quindi vuol dire appunto proprio quello che è arrivato a un certo punto, l'importante è far raggiungere la palla a destinazione per iniziare un altro tipo di azione. Nel calcio insomma non si inventa nulla, no? E appunto per questo non si inventa nulla, vediamo la prossima slide. Questa la dice lunga, visto che tu sei un economista, non si inventa nulla, ovvero sia i soldi hanno sempre fatto la fortuna, quindi fanno sempre comunque la felicità. Poi se dobbiamo entrare nelle pieghe di ogni squadra ci rendiamo conto che ci sono delle discrepanze notevoli, alcune sono sotto scacco delle banche, altre sono in deficit però fatturano tanto ogni anno e quindi riescono a coprire le magagne, altri sono troppo esposti in questo momento storico, altri che li gonfiano. In qualche modo, insomma, noi vediamo che comunque questo come dato, visto che io parlo anche in generale del calcio italiano, il fatturato delle prime 20 squadre europee vede 8 inglesi, che ovviamente sono pieni di soldi, visto che hanno i diritti televisivi dei cinesi e dell'Oriente, 4 italiane, quindi non è poco, 3 spagnole, tra cui le 2 solite, 3 tedesche e 2 francesi. Insomma, arrivato a un certo punto mi sembra che il futuro vada comunque verso una completa, diciamo, utilizzazione delle risorse ogni anno per cercare di crescere sempre di più. È un bene questo oppure no? Perché insomma c'è anche l'idea della Superlega, di fare una Superlega e dopo i campionati nazionali diventano dei campionati minori da un certo punto di vista, ma questo non vuol dire che non verrebbero seguiti. Qual è la tua idea riguardo a questo cambiamento? Come hai detto bene, si vede la qualità di un sistema, perché quello inglese, la Football Money League della Deloitte ogni anno mostra, al di là del risultato specifico di ogni anno, è interessante il trend, ed effettivamente in quelle 20 posizioni da 10 anni a questa parte le prime 10 hanno uno strapotere delle squadre inglesi, anche se non fanno grandi risultati sportivi, però vuol dire che il sistema lì da un punto di vista di capacità di generare reddito
è alto, sì, è molto beneficente. Molti dicono è lo spettacolo, è diventato uno spettacolo. Perché effettivamente, non so se ti è mai capitato di andare in uno stadio inglese, ma è un'esperienza molto diversa da quella italiana, certo. Cioè tuttora, ora non sono mai andato allo Juventus Stadium e forse è così, però negli stadi inglesi si entra molto velocemente, si esce molto velocemente, cioè sì, certo, un bell'ordine. è tutto strutturato bene, Vabbè, lì non perfetto, vendono neanche alcol per i, certo, per i trascorsi, però è veramente una bella esperienza, certo. Non dico che sia come andare a teatro, ma quasi, e secondo me quello fa molto rispetto alla capacità di attrarre stadi accoglienti, funzionali, non ti dico di San Siro, eleganti, non ti dico di molto San facili Siro, da raggiungere, però quello è chiaramente, e infatti non è un caso che le squadre italiane che hanno saputo cogliere questa sfida, e la Juve è stata brava in questo, hanno fatto un bel salto, cioè è l'unica squadra che stadio di proprietà, introiti garantiti, altre situazioni. Perché poi è un circuito che si avvia, lo stadio aumenta le entrate appunto da biglietti che consentono migliori investimenti, se faccio migliori investimenti ottengo migliori risultati sportivi, più diritti TV, più sponsorship e via di seguito. Quindi mi sembra che se non altro alcune squadre italiane hanno preso il treno giusto, compresa l'Inter. Io trovo che la gestione della nuova proprietà sia molto intelligente, perché non ha voluto fare la vecchia iniezione di capitale fine a se stessa, ma una visione aziendale che magari nel suo tempo, ma non mi sembra che stia passando neanche tanto tempo, sta costruendo una squadra competitiva e un aumento di fatturato importante. Più adesso sul lato sponsorship è aumentato 150%, credo. Quindi, insomma... Adesso abbiamo superato i 400 milioni grazie soprattutto agli accordi di sponsorship. Che frena le squadre milanesi per ora è ancora il discorso stadio. E lì appunto volevo sapere quindi qual è il tuo pensiero riguardo a San Siro. Da un lato sono il primo a dire come il sindaco da economista Sala, romantico vorresti rimanere a San Siro. No, perché evidentemente, come dice Sala, San Siro è un pezzo di storia della città di Milano. Quest'idea di poterne fare a meno e di distruggerlo effettivamente suona un po' poco romantica, ma anche poco intelligente da un punto di vista monumentale, diciamo così. D'altro lato è vero che bisogna arrivare a una soluzione, perché le due squadre su quel fronte hanno un tale bacino di tifosi in tutto il mondo che invece possono generare un duetto mica male, perché veramente la potenza di fuoco di Inter e Milan insieme è interessante. Alcuni dicono che invece tutto sommato invece è sbagliato il fatto anche di avere sempre lo stesso stadio. Io credo che invece avere uno stadio in comproprietà sia una cosa unica al mondo, e forse esatto, perché invece in Inghilterra, per dire, Londra, che ha tutti questi stadi, a mio avviso invece se la perde un po' la natura l'identità della città da quel punto di vista. Non so quanta gente pensa a Londra e gli vengono in mente contemporaneamente il Chelsea, il Tottenham. No, certo, ovviamente lì poi. Mentre invece Milano è Inter e Milan, cioè comunque c'è un'identità collegata. La scala del calcio. Secondo me quello è importante. La scala del calcio. Bene, siamo arrivati alla fine della prima parte di Che calcio che fa, sulla scala del calcio, quindi noi ci lasciamo, riprendiamo dopo una piccola pausa pubblicitaria. A dopo. Eccoci, riprendiamo Che calcio che fa, quindi la seconda parte con il nostro ospite Luciano Canova, che dopo andremo a ripresentare, però adesso
iniziamo appunto la seconda parte con la parentesi che riguarda il Mondadori Bookstore di Crema. Mondadori Bookstore di Crema, via Giuseppe Mazzini 48 a Crema, per il 15° anno indice questa rassegna Parole e Musica, quindi con appuntamenti legati alla presentazione di libri, di uscite editoriali, dall'altra parte di musica, quindi di serate musicali con la famiglia Ravasio. La proposta settimanale del Mondadori Bookstore ovviamente è rappresentata da questi 2 libri, adesso li andiamo a vedere con la slide, eccolo qua, quindi abbiamo Che cosa hai fatto Lizzie Borden di Sarah Schmidt e poi di Loriano e Sabina Machiavelli, La bambina del lago. Leggiamo 2 piccole indicazioni riguardo appunto alla scelta di questi libri, quindi per che cosa hai fatto Lizzie Borden, Sarah Schmidt, edito da PM appunto editori, basato su una storia vera che fece scalpore verso la fine dell'Ottocento in America, la storia della più famosa assassina americana, uno dei più affascinanti irrisolti casi di omicidio mai avvenuti. In realtà nella storia insomma c'è un omicidio dei genitori e è probabile che sia stata lei, ma non ci sono state mai delle prove ben precise, quindi è riuscita a scamparla ed è sempre rimasto questo grandissimo dubbio, tant'è vero che ancora adesso a distanza di tantissimi, di più di un secolo, rimane sempre questa logica appunto nella comunità diciamo americana, che riguarda appunto questo personaggio che è un personaggio che l'ha scampata, ma in realtà era probabilmente lei l'assassina di questi genitori. Dall'altra parte La bambina del lago di Loriano Sabina Machiavelli, edito da Mondadori, il libro è una piccola gemma letteraria che celebra l'immaginazione dei bambini e di tutti coloro che crescendo sono riusciti a conservare il potere di guardare oltre la superficie delle cose. È un po' un piccolo thriller, però visto da questo adolescente in questa cittadina in cui si è trasferito con il papà. Insomma, sono delle storie sempre molto ma molto interessanti, tantissimi libri, quindi Mondadori Bookstore, eccolo qua, Giuseppe Mazzini 48 a Crema, la rassegna Parole e Musica, seguiteci sui social e vedete quindi anche tutti gli altri appuntamenti, non ultimo quello con Luciano Canova che è il nostro ospite. Eccoci qua. Eccoci, allora riprendiamo la cavalcata. Allora, la cavalcata di Che calcio che fa, siamo arrivati alla slide numero 8, eccola qua, quindi... Ah no, hai ragione, scusa, ho sbagliato io, la regia è questa, la slide numero 8, mi ero dimenticato del Dream Team, perché io ogni volta chiedo al nostro ospite di compilare il Dream Team della vita a livello emozionale, quindi tu sei già pronto per poter elencare ovviamente la tua scelta. Dimmi quali sono, appunto, innanzitutto se c'è un modulo, qual è stato il criterio tendenzialmente, diciamo, random oppure... No, ho combinato un po'... Allora, ho scelto un 4-3-3, ma perché ho fatto il tridente. Sì. Dopodiché, diciamo, non ho voluto essere banale, nel senso che ci sono dei nomi talmente grandi che uno dice, ah, questo lo devo mettere per forza, Cruyff, invece non lo so, non li ho messi, ho scelto dei nomi un po' più particolari. Portiere Zenga. L'uomo ragno, perché da bambino era proprio... Io sono nato con l'idea che Zenga fosse il portiere, cioè proprio... L'ho messo anch'io come portiere. E allora... Poi, terzino destro ho messo Maicon, perché insomma un po' di Inter c'è indubbiamente, ma non devi giustificarti. Gli altri della difesa? Centrali ho messo Bergomi sempre per l'Inter, perché comunque mi piaceva la solidità, la serietà anche del centrale. Poi ho messo Nesta, perché Nesta per me è stato un giocatore di un'eleganza straordinario, quindi veramente lui. E a sinistra il ricordo di mio padre, in realtà non era probabilmente terzino, ma l'ho messo terzino sinistro, una squadra con una trazione anteriore importante, Garrincia. Che tra l'altro... quindi sì, perché dopo anche nel libro c'è una citazione. Lo cito, però a Garrincia mio padre me lo racconta sempre come un giocatore incredibile. Quindi... questo perché sappiamo che poi che Garrincia aveva un difetto fisico. Assolutamente, aveva una gamba più corta dell'altra. E quindi era imprevedibile. Era imprevedibile gli avversari. A centrocampo ho messo al centro Pirlo, l'uomo più intelligente che abbia mai, secondo me, calpestato un terreno calcistico. Perché sono quindi 3 a centrocampo, ne metti? Ne ho messi 3, sì, non so quanto sia equilibrata la mia squadra. Non c'è da creare equilibri, se vuoi puoi crearli, altrimenti... Poi come ala destra ho messo Donadoni, che era secondo me un altro giocatore intelligente. Pirlo Donadoni, e poi ho messo Gerrard perché volevo un po' di muscoli e Beh, è una bella scelta, sì, è un giocatore che a me è sempre piaciuto tantissimo, peccato non averlo visto
in una squadra italiana, perché veramente, a proposito di ammirazione e bellezza, era un bel giocatore. Poi davanti ho messo, il Ronaldo dell'Inter è centrale, non puoi non metterlo. Fenomeno. E ho messo sempre Milito, perché anche il Milito dell'Inter era un grandissimo giocatore. Non so quanto fosse compatibile con Ronaldo, ma erano due eccezionali. E poi invece è strano, ma a me era un giocatore che piaceva tantissimo, secondo me ha espresso meno di quello che valeva, Owen, il giocatore inglese, secondo me è stato un talento che ha espresso molto meno di quello che poteva essere. Si è infortunato molto in fretta, molto presto. Però era un giocatore intelligente, rapido, con una buona pallone tecnica. Pallone d'oro, molto veloce, esatto, molto velocissimo. Ci potrebbe stare, non trovo molto bene la collocazione dei due, stiamo analizzando, stiamo giocando ovviamente, dei due Milito con Ronaldo, sono il primo a dire che la vedo e Donadoni ha giocato a centrocampo, però il Donadoni, che è una grandissima classe, potrebbe giocare anche a centrocampo, avrebbe potuto giocare a centrocampo anche in quel periodo storico, diciamo, in cui, cioè non a fine carriera ma nel pieno della sua carriera. Va bene, grazie per il Dream Team, ovviamente seguite i social perché c'è tutta la classifica. Andiamo avanti allora con la prossima slide, quella che avevo richiesto precedentemente, sbagliando. Quindi le grandi famiglie, Moratti, Berlusconi e compagni, sono ai saluti. Ormai questa è la fase, diciamo, di quest'ultimo periodo storico. È tempo ora di investitori stranieri, quindi il calcio cambia, le famiglie non ci sono più, il famoso presidente padre padrone non c'è più da un certo punto di vista, il padre padrone diventa invece l'economia, e non è un caso che anche questa domanda io lo debba rivolgere ovviamente a un economista come Luciano Canova. Quindi svoltiamo, perché il nostro mercato è diventato più appetibile. Dimmi di sì, perché io faccio una lotta quotidiana, dopo ne parleremo, con alcuni detrattori del calcio italiano, quando in realtà noi ovviamente, e poi entreremo nella logica, chi ha delle posizioni di predominio come può essere la Premier, perché offre uno spettacolo e riesce quindi a garantirsi degli introiti di un certo tipo, fa di tutto per screditare delle situazioni magari inferiori che stanno cercando di crescere, cioè cerca di tenere le distanze. Sì, il calcio italiano è decisamente in crescita e lo dimostrano appunto gli investimenti degli stranieri. Tra l'altro io non penso che sia una questione di famiglie che vengono meno, perché se pensiamo all'Inter è una famiglia. Che è cambiato, è che diciamo che è più globale il contesto. Però c'è anche un fatturato, mi sembra. Sì, un fatturato importante, ma la famiglia Zhang, cioè la struttura di Suning è assolutamente familiare, è che cambia la scala, nel senso che la scala di un'economia cinese è molto diversa. Dopodiché auguro al Milan sinceramente di uscire dalla logica del fondo, ma secondo me ecco, del fondo, com'è il tuo pensiero? Cioè, il fondo... Perché il fondo non fa quello di mestiere, nel senso, io auguro al Milan che, e secondo me succederà o sta già succedendo, non si sa, la vendita? Io credo che un gruppo che ha il desiderio di in qualche modo investire su quella squadra prenda il sopravvento, perché il fondo per quanto possa avere delle politiche solide, come probabilmente il fondo Iliad, però ha un obiettivo, che è quello di aumentare il valore e vendere a un prezzo più alto, c'è niente da fare. Quindi non mi sembra una logica di lungo tutti periodo. Gli indicatori vanno in una direzione differente, cioè spendono soldi, hanno speso soldi nell'acquisire il Milan, c'è una campagna acquisti ogni anno più o meno viene fatta, errori che vengono fatti, quindi di conseguenza non c'è uno sviluppo armonico di questo progetto, e quindi arrivato a un certo punto l'investitore, è chiaro che è un'unghia della galassia Elliott il Milan, quindi probabilmente possono anche disfarsene magari andandoci a perdere, però... No, gli investimenti li stanno facendo, però li stanno facendo anche in funzione, credo, dell'obiettivo di riguadagnare valore, quindi è ovvio che per loro sia strategico che il Milan vada un po' meglio, però ribadisco, non mi sembra di vedere, come dire, quella logica che invece sin dall'inizio Suning ha fatto intravedere per l'Inter oppure per la Roma. Adesso vabbè, adesso c'è il cambio di proprietà, però la Roma ha fatto un bel percorso, cioè ho commisso con la Fiorentina, sì, perché poi ci dimentichiamo di una cosa, che dal fallimento che c'era stata all'epoca della famiglia, non mi ricordo più la famiglia Sensi?
La famiglia Sensi, giusto, ma veniva anche da situazioni ancora pregresse, no? C'erano stati Ciarrapico, Sì, prima sì. ancora Viola che aveva venduto, insomma, quindi Sì, assolutamente. si portava una situazione negativa, poi era stato acquisito dall'Unicredito, Sì. quindi una banca che voleva rientrare in fretta e quindi c'è stata una situazione non facile, lì inserimento di Pallotta e a poco sdoganarsi, Sì, staccarsi e c'è un dal... pezzo importante, la gestione Pallotta era tutta centrata sul progetto dello stadio, Sì, era passato e poi bloccato e infatti dall'amministrazione. adesso lui se ne va via E lui se perché ne non va viene via, fatto. però in realtà quella logica aziendale, la visione strategica c'era E non e andarci a perdere ogni anno. non andarci a perdere, cioè l'obiettivo aziendale è quello di generare reddito e profitto. Nel momento in cui la voce più importante che poteva È generare venuta a profitto viene mancare. bloccata, uno Basta. dice vabbè, arrivederci. Tutto sommato la Roma in questi anni non ha fatto neanche malissimo, è No, una di quelle anzi è squadre che cresciuta. probabilmente uno cerca anche di vedere questo scatto in avanti e non vai a vincere nulla, però la squadra insomma No, tendenzialmente è assolutamente, rimasta, anzi mi sembra una squadra che comunque ha sempre prodotto magari risultati, adesso con un nuovo... qualificazione in Champions quasi garantita, a differenza delle squadre milanesi per Esatto. tanti anni. Invece la Roma ha avuto un percorso abbastanza stabile. Sì, con anche dei giocatori molto importanti che sono passati, giocatori che Altro hanno che fatto, quindi grazie anche alla gestione di Sabatini, che è stato secondo me poi quello più virtuoso di questo periodo, no? sì, sì. Quindi andiamo avanti, allora altra slide, ecco il futuro del calcio italiano, io sto lanciando hashtag Viva il calcio italiano, cioè abbiamo bisogno di spingerci, sappiamo benissimo che spingere diciamo il sistema, perché il sistema non è a posto, ovviamente, però è anche vero che noi, essendo il sesto settore, il calcio è il sesto settore, non è che dobbiamo andare ogni volta a polemizzare sulle varie situazioni, bisogna cercare di risolvere a poco, non dobbiamo neanche domandarci come mai siamo arrivati a questo livello, ormai siamo dentro, cerchiamo di utilizzare dei sistemi, degli schemi già utilizzati da altre parti, perché di solito la copia certe volte supera l'originale, quindi io direi veramente di andare in questa direzione, quindi hashtag Viva il calcio italiano, e quindi dopo ti dirò anche di fare un piccolo video riguardo a questo, tu che sei un creativo riguardo a Viva il calcio italiano. Allora sei d'accordo, perché riguardando un attimo la slide sempre di Viva il calcio italiano, vediamo la regia, eccola qua, noi abbiamo quell'urlo di Tardelli, la Coppa del 2006 ma anche quella del 1982, l'Italia che ha quei 4 stelline che hanno un significato ben preciso, sono i 4 campionati del mondo, abbiamo un Zico, una forbice tra Zico 1980, Ronaldo, grandissimo campione 1998 e volendo anche Cristiano Ronaldo dell'anno scorso, quindi insomma alla fine della fiera noi abbiamo una logica di gioco, di movimento che è molto seguita insomma e che ha bisogno probabilmente di diventare virtuoso. Poi c'è una Champions, con le Champions vinte dal Milan, il triplete vinto dall'Inter, roba di 10 anni fa, 13 anni fa, sono passati troppi anni, però è arrivato in un certo momento, come tu mi insegni, c'è il momento down, ma c'è anche il momento di risalita. E a proposito di non vivere nel passato e di guardare alla pianificazione, comunque si intravedono dei segnali importanti, appunto il fatto che Cristiano Ronaldo comunque, per quanto a fine carriera, però ha scelto l'Italia, ma anche ora parlo da interista, però un giocatore di rango internazionale come Eriksen, che comunque sposa il progetto interista, ecco, è un segnale. Quello mi hai dato il là di quello che era stata una delle slide delle settimane scorse che avevo riproposto un paio di volte del Times in Inghilterra, che aveva scritto un articolo dicendo che il campionato italiano è diventato il cimitero degli elefanti, perché era Giroud che doveva andare, era andato Lukaku, è arrivato Young, 35 anni, Cristiano Ronaldo, però è arrivato anche Eriksen e quindi questa cosa secondo me è un'inversione di tendenza che loro l'hanno già registrata. Io non credo che nel 1980, quando c'era l'Italia ai vertici del vertice come campionato, ma al vertice del calcio in generale, con tutti quei campioni che avevamo in Italia, io non credo che all'epoca avessero scritto un pezzo di questo tipo.
Cioè, non c'era la logica di andare a creare un problema in un sistema. Aggiungo che poi rispetto, penso al Manchester, mi sembra più un problema del Manchester United che, cioè Romelu Lukaku non mi sembra un cadavere, mi sembra un giocatore nel pieno, come ha detto anche Antonio Conte quando l'ha presa, a 26 anni, cioè lui lo vede come un giocatore con potenziale di crescita. Certo. E anche secondo me non è detto che abbia espresso il suo massimo. E dovrebbe anche andare via Pogba, quindi vabbè, io capisco che c'è una ristrutturazione, però se andiamo a vedere, adesso non ho sotto mano, lo posso cercare con calma, la classifica degli inglesi, il Manchester United viaggia proprio al centro classifica, quindi tutto questo sgombero che c'è stato non ha prodotto nulla, non un nuovo gioco, niente. Probabilmente fanno cassa per ripartire bene l'anno prossimo, però anche qui vuol dire che il progetto, noi dobbiamo andare a prendere degli esempi, loro hanno soldi e vuol dire che comunque anche lì c'è qualcosa di strano. Come c'è qualcosa di strano con la slide successiva, Financial Fair Play, funziona veramente? Io ho sempre avuto dei sospetti riguardo a questo, perché guarda caso le due squadre di Milano sono state prese in pieno da questa situazione. Diciamo che dei dubbi, dei sospetti c'erano di situazioni di gestione non facili, un po' scure, non chiaramente lineari, ma noi veniamo effettivamente da anche decenni di famiglie, come dicevamo prima, che gestivano molto più artigianamente una società, adesso non puoi più sbagliare, quindi si sono trovate a dover fare i conti con degli esborsi troppo insomma, impegnativi per quelle che potevano essere le tasche di queste famiglie, quindi hanno dovuto cedere, quindi è cambiato insomma, indubbiamente questo momento. Però ho sempre avuto il sospetto che ci fosse qualcosa di politico, quindi abbassare appunto l'Italia, che guarda caso nel 2006 al Calciopoli aveva a vincere il campionato del mondo, quindi questa cosa qua fa entrare in una crisi di nervi anche altri sistemi calcistici, quindi magari il fair play finanziario, che guarda caso che era stato promulgato da Michel Platini, non andava a toccare il Paris Saint-Germain per esempio, no? E poi l'è andato a toccare, quindi sembrava un po' una riqualificazione di alcune aree, diciamo, in senso positivo e un depauperamento in senso negativo. Poi c'è del vero indubbiamente in quello che è successo negli ultimi 10 anni in Italia. Manchester City però a questo punto sembra che veramente, nonostante i soldi delle televisioni, l'hanno fatta fuori dal vaso. Eh sì. Allora, il problema del financial fair play è che se da un lato ha incoraggiato una gestione più aziendale, che secondo me è anche sana, nel senso l'idea che una squadra sia in grado di generare reddito, di sostentarsi, di diventare un'azienda vera e propria, la trovo felice. In un sistema, in un meccanismo che però è poco efficiente, finisce col polarizzare molto, cioè... E infatti molti dicono il financial fair play così come è stato concepito fino ad adesso non ha fatto altro che divaricare le differenze tra le squadre che erano già molto ricche prima e sono diventate più ricche e impedire una vera competitività alle squadre che stavano sotto. E molti dicono se proprio si voleva incoraggiare la competitività avrebbe più senso copiare l'NBA col salary cap, allora effettivamente lì sì che generi meccanicamente... Certo. Uno strumento che invece rigira le carte molto, li rimette allo stesso periodicamente. Livello. Quindi, e infatti credo che delle correzioni sono state fatte. Dico che sono contento di quello che è successo al Manchester City perché palesemente ma proprio sì, per un senso di giustizia, per una questione di correttezza, perché se il meccanismo è quello, il Manchester City doveva essere punito. E quindi i 2 anni di esclusione dalla Champions sono assolutamente la risposta a una gestione truffaldina dei bilanci. Sì, anche perché e la stessa cosa penso che prima o poi debba capitare anche al Paris Saint-Germain. Lo sai cosa ha detto il tuo amico Vate, José Mourinho? Che allora anche nel 2018 dovrebbero riassegnare, 2017 dovrebbero riassegnare lo scudetto, la Premier League, no? Perché il secondo era arrivato il Manchester United. Al di là delle provocazioni di Mourinho, poi devo dire che lì un po' viene in mente come quando venivano riassegnati i Tour de France e i Giri d'Italia e però non si finiva più, a una certa bisogna dire forse non assegno a nessuno perché sì, forse a quel punto lì converrebbe quello. Sì, converrebbe, però vabbè, insomma, entriamo in un discorso molto complicato anche. Appunto i famosi Tour de France con Armstrong, cioè hanno aspettato che finisse la carriera per dopo riaprire
quel contenzioso e toglierli, insomma, però il sistema se ne è valso in quel periodo storico, di quei 7 Tour de France era al centro, tutto il sistema era perfetto e meraviglioso. Vabbè, non entriamo nella polemica, non è la trasmissione giusta. Andiamo alla slide successiva, eccola qua, felicità, ritorno alla faccina, VAR, o tornare all'arbitrio, non è arbitro, ma all'arbitrio, perché qua cominciamo a pensare che veramente il primo anno c'era silenzio, attenzione VAR, silenzio, decisione, tutti a posto, contenti, silenzio, non c'erano proteste, si accettava tutto. Dopo, questa è la terza stagione di VAR, e invece attenzione VAR, ma come l'ha chiamato, i giocatori che vanno in campo a momenti sollecitano la visione, concitati di qua di là, arriva l'arbitro, guarda quello, no, ho ragione io, quando il VAR ti aveva fatto vedere quella situazione che doveva invece essere fischiata contro la tua stessa decisione, quindi c'è un arbitrio, un'opinabilità eccessiva. Allora, quindi è morto il VAR oppure no? E questa è la grande domanda, se è un problema la tecnologia o un problema cosa se ne fa della tecnologia. Io sono un grande sostenitore delle innovazioni tecnologiche, VAR compreso, e secondo me è cambiato anche il modo di essere allo stadio, appunto, il primo anno. Questo è vero. Ma non in negativo, cioè semplicemente è cambiato. Cioè, tu trovi che è disdicevole aspettare qualche minuto per avere la verità? Io no, e devo dire che secondo me supporta anche la crescita di una cultura sportiva, a proposito di quello che abbiamo detto durante la trasmissione, basata sull'accettazione, perché gli errori li fa l'arbitro per definizione, e questo secondo me la tecnologia aiutava anche a supportare questa cosa qua. È vero che invece quando da uno strumento tecnologico pulito e limpido si aggiunge l'arbitrarietà, la discrezionalità e quindi di nuovo l'intervento umano che sporca la tecnologia, si toglie il vantaggio che dà la tecnologia. Questo è il vero problema. Secondo me bisognerebbe, ma anche solo mantenere il sistema del primo anno, che a mio avviso ha prodotto dei risultati puliti, ma punto e basta. Probabilmente anche questa storia dei falli di mano, perché non si fa che parlare di falli di mano, ormai è diventata provocatoriamente. 2 puntate fa avevo fatto vedere dei giocatori che erano senza le mani dietro, perché li avevo tolte proprio graficamente nel fare appunto queste immagini, perché ormai il calciatore deve correre praticamente impettito con le mani dietro, perché in qualsiasi situazione è troppo staccato, è troppo sopra, alla testa della spalla, però è girato, l'ha colpito di fianco, cioè è, diciamo, una gestione veramente, diciamo, dell'immagine un po' eccessiva, no? Perché diventa troppo questo. Quindi a quel punto o si decide ogni volta che è mano come è adesso, però allora è sempre mano. E molte volte sinceramente dice, io questi rigori non li avrei mai dati, no? Certo. Quindi, è anche vero che per esempio il VAR l'abbiamo ricevuto, però io mi ricordo il gol di Turone, il gol di Montari, quante situazioni ci sono state di fuorigioco che hanno creato e hanno assegnato degli scudetti, quindi è un discorso a favore della verità. Certo. Quindi abbiamo un meccanismo, sfruttiamolo nel modo giusto. Ma assolutamente, anche solo per capire se una palla ha superato la linea o meno, cioè davvero è uno strumento che aiuta l'arbitro, perché poi consentire all'arbitro di gestire più serenamente la partita genera, a mio avviso, a livello culturale un clima molto più positivo nello stadio stesso, perché le persone si abituano all'idea che ci possa essere un errore e si possa tornare indietro se l'errore è stato fatto. Quindi quella cosa lì è positiva in sé, però bisogna accettare quella cultura lì. Però tu parlavi prima di felicità, in senso, tutta la trasmissione che parliamo di felicità, tu in questo modo, dando più valore al VAR, crei l'infelicità dell'arbitro, perché l'arbitro arriva ad un certo punto, credo che se è stato riassegnato questo potere è perché noi siamo nel paese un po' delle lobby, delle varie categorie, vari settori, quindi ognuno non ci sta a perdere quella piccola situazione di potere, quando invece in realtà credo che veramente essere coadiuvato da uno strumento sia la cosa migliore. Io sono stato arbitro a livello, sono arrivato alla seconda categoria, quindi non ho mai avuto i guardialine e sognavo un assistente anche digitale che mi aiutasse. Io penso che un arbitro serio abbia il piacere
di essere aiutato dalla tecnologia, perché di fatto lo supporta nelle decisioni. Beh, detto da te che quindi hai avuto questa esperienza, quindi conferisce ulteriore valore a questo. Per quel poco. Allora, ci manca ancora quasi un quarto d'ora alla fine, quindi ci caliamo un attimo invece sul campionato vero e proprio, quindi andiamo con la slide che riguarda la classifica. Quindi quello che avevamo detto all'inizio della puntata, la Juventus è a 57 punti, è stata quasi raggiunta dalla Lazio a 56, l'Inter rimane a 54, l'Atalanta fa un piccolo balzo in avanti ma staccandosi dalla Roma, quindi a 45, la Roma rimane a 39 punti dove però il Verona si avvicina a piccoli passi ed è sempre in sesta posizione. E poi abbiamo visto il Parma si consolida a 35 punti con il Milan che è salito con il posticipo appunto di lunedì scorso. Poi abbiamo il Bologna, Napoli 33, il Napoli che ritorna nella posizione diciamo delle prime 10 in classifica, Cagliari che sta scivolando un po' inusitatamente verso il basso, il Sassuolo a 29, Fiorentina a 28, Torino 27 che si sta un po' inguaiando, l'Udinese a 26, il Lecce che ha vinto a 25, la Sampdoria che ha preso una scoppolata notevole 23 dalla Fiorentina e poi il Genoa che ha vinto l'ultima partita e va a colpire a prendere diciamo la coda delle squadre che in teoria in questo momento si stanno salvando, quindi attenzione al Genoa che sta risalendo. Le prossime partite vedranno il Brescia alla Spal con degli impegni molto ma molto difficili. Io credo che se non fanno punti e il Genoa sale ulteriormente, credo che veramente si incominci ad aumentare questo gap tra la terzultima e le ultime due. Andiamo a vedere le partite. 25esima giornata, Genoa-Lazio, e questa è la partita top secondo me, perché la dice lunga sul fatto che se il Genoa riesce a fare quel salto in avanti è comunque impegnativa per la Lazio come partita. Poi abbiamo due partite perché sono colorate secondo un ordine che io di solito appunto conferisco, quindi abbiamo 35 il Verona col Cagliari e la Fiorentina con il Milan, quindi abbiamo praticamente il Verona e il Milan che sono a 35 e che vanno a incontrare due squadre più o meno della stessa fascia in questo momento storico, quindi la Fiorentina che ha vinto l'ultima partita e il Cagliari che comunque deve ritornare su e va a Verona, dove c'è il Verona mi sembra che abbia la quarta o la quinta difesa del campionato, quindi insomma è una squadra che sta venendo su molto bene. Poi c'è un Inter-Sampdoria e in teoria sulla carta non dovrebbe dire molto, però se l'Inter non vince le altre vincono, insomma è una situazione non facile. Poi ce ne sono 4 di partite dove abbiamo l'Atalanta col Sassuolo, il Torino col Parma, la Roma con il Lecce e il Bologna con l'Udinese, partite sempre molto interessanti per vedere l'Atalanta la conferma, il Torino se riesce a risalire, la Roma se riesce a staccarsi e qui il Lecce deve fare molta attenzione. Bologna-Udinese sembra una partita abbastanza interlocutore e poi l'ultima è il Brescia-Napoli, guarda caso, e Spal-Juventus, sono proprio quelle due squadre di cui dicevamo prima, che hanno due impegni difficili in casa. Sorpresa sarebbe se andassero a far punti contro Napoli e Juventus. La tua disamina riguarda questo, alle partite più interessanti di questo turno, se vuoi ti faccio rivedere il programma. Sì, allora, quale vedresti innanzitutto se tu andassi allo stadio al di là dell'Inter? Sì, certo. Dunque mi piacerebbe vedere Fiorentina-Milan, perché comunque il Milan indubbiamente, avendo visto anche il derby della settimana l'altra, con un primo tempo veramente ben giocato dal Milan, cioè il Milan è una squadra che sta cominciando a giocare, ha anche una continuità anche di gioco, giocare bene, esatto, e quindi e penso che anche la Fiorentina dopo questa cinquina alla Sampdoria penso possa essere veramente una partita interessante. Sì. Dopodiché sono d'accordo, io in parte forse ci spero, ma credo che la Lazio prima o poi debba incorrere in una flessione. La questione della legge dei grandi numeri, no? No, ma anche la questione è che ha una panchina abbastanza corta. È vero che non è impegnata né in Coppa Italia né in Europa League e questo ovviamente la favorisce. È però vero che Inzaghi gioca quasi sempre con gli stessi uomini, non ha comunque moltissime munizioni a disposizione. E quindi io penso che appunto col Genoa, che effettivamente mi è piaciuto il ragionamento, potrebbe sfruttare l'occasione per allontanarsi o comunque avvicinarsi non andare a perdere con l'Azio, quindi è una partita impegnativa. Quindi penso che possa andare in campo con una bella motivazione.
Dopodiché io sono abbastanza convinto che la Juve a Ferrara faccia risultato, mentre non sono così convinto che il Napoli Riesca col Brescia. possa vincere. Perché Sì, il Brescia perde di poco, perde sempre di poco, 1-0, 2-1. Sì, e il Napoli secondo me non ha ancora quella continuità che per esempio il Milan invece sembra avere preso. Il Torino-Parma, per esempio, col Torino che ha cambiato... Il Torino lo vedo veramente messo male, ma se devo dire la verità non mi sorprende. A me è sembrato che dall'inizio dell'anno, a proposito di progetto, Cairo abbia sbagliato mercato. Beh, non l'ha fatto, ha comprato Verdi sì, e quindi di fatto una squadra che paghi le forse conseguenze. Poteva invece, visto i campionati precedenti, fare un piccolo Europa League, passaggio in più. Invece ha buttato all'aria un'occasione, per cui la vedo come una squadra che tra l'altro perde motivazione a mano che fa risultati negativi. Sì, anche perché poi guardando anche la classifica mi sembra che sia a 5 punti dal Genoa, quindi insomma... sì, sì, lì la classifica si può accorciare in un attimo. Quindi basta perdere ancora e le squadre dietro, una è 25-26, possono scavalcarli in un attimo, quindi è una situazione non molto facile veramente per il Torino. E poi l'ultimo, se era Atalanta-Sassuolo, mi pare, sì? Potrebbe essere che comunque, cioè anche l'Atalanta è una squadra che comunque può accusare la stanchezza. Si può, dopo un turno infrasettimanale, questo problema ce lo può ancora con avere. la Roma quindi settimana scorsa. Sì, che secondo me, perché l'Atalanta è una squadra che spende tante energie fisiche, e quindi non mi stupirei se magari da lì arrivasse il risultato a sorpresa. Va bene, ok, beh, hai già fatto le tue scelte, andiamo quindi con la 14ª, abbiamo Serie A, il più interessante campionato d'Europa. Abbiamo un po' di cose velocissime, facciamo delle risposte visto che manca poco tempo, adesso vediamo quanto tempo, insomma manca poco, quindi velocissimo, quindi campionato... Noi numeri alla mano abbiamo un campionato che è veramente aperto, e che 3 squadre che se lo stanno giocando e che secondo me possono andare avanti a giocarselo per un po'. No, perché poi l'unico campionato che è interessante è quello tedesco, che ci sono 5 squadre nel giro di 4-5 punti, insomma sì. Sono tutte lì le prime posizioni proprio, poi c'è il Bayern che ha già preso la vetta, è partito in ritardo, gli altri sono già praticamente finiti. Esatto, no? No, assolutamente. Più o meno. No, è veramente un campionato divertente come non si vedeva da tanto tempo. Bene, prossima slide, questa qui riguarda invece un argomento del tuo libro, il guadagno top di CR7 e l'equilibrio in squadra. E non solo, l'equilibrio anche sui conti, perché mi sembra che la Juve stia accusando dei problemi finanziariamente per l'ingaggio di Cristiano Ronaldo. Però tu lo sai che hai scritto questo libro e l'argomento è un ragionamento che non è detto che uno che guadagni tanto all'interno di una società, di uno spogliatoio, ovviamente sia in qualche modo, come si dice, un bene per tutto il gruppo. No? Sì, era stato fatto uno studio da alcuni economisti italiani proprio con i dati della Serie A per capire se la disuguaglianza degli ingaggi in qualche modo avesse un impatto sul modo in cui la squadra giocava. E veniva fuori un risultato interessante, perché veniva fuori che se uno considera l'intera rosa di 30 persone non c'è un impatto significativo della differenza di ingaggio, ma questo perché banalmente cattura solo la differenza di qualità del giocatore. È normale che Cristiano Ronaldo venga pagato molto più dell'ultimo ragazzo della primavera juventina. Se però si concentra l'analisi sui 15-16 giocatori che durante un anno quelli che giocano sempre terreno, e allora su alcuni indicatori, passaggi e quindi indicatori di cooperazione della squadra veniva fuori che la differenza di ingaggio non premia la cooperazione. Non premia la cooperazione. Bene, questo è un altro problema in più per Sarri, questo tanto per dirne una. Andiamo avanti, altra slide velocissima, botta e risposta. Milan, problema risolto, abbiamo da una parte tutto l'organico, dall'altra parte invece il management sotto le ali protettive di Ibrahimovic. Velocissimo, ha risolto? No. Risposta no, cioè per quest'anno sicuramente sta giocando meglio, dopodiché un giocatore di 38 anni non è progetto, però io penso una cosa, ha fatto vedere per esempio che la fisicità che lui ha in area, quando la squadra è su, l'abbiamo visto anche nel derby, lui riesce a distribuire i palloni, quindi tutto sommato se tu togli Ibrahimovic ce lo sostituisci con una situazione, un giocatore similare, su questo sono d'accordo, non serve, sei già a buon punto, chiaro che devi trovarlo. Non serve chissà che, è vero che però glielo toglie come è successo col Verona, il Milan va in difficoltà perché manca l'esempio, il capo carismatico.
Altra slide, le sorprese, quali di queste quelle che ti ha convinto di più, che ti è piaciuta di più? L'Atalanta, il Cagliari, il Parma, il Verona o il Lecce? Sono squadre che tutto sommato, anche se sono sgranate nella classifica, hanno dato un qualcosa di più, anche lo stesso Lecce di Liverani che cerca di fare delle partite sempre molto interessanti. Forse il Cagliari, anche se sta vivendo appunto un momento un po' di flessione importante. Non te la saresti aspettato forse? No, così, cioè, devo dire che per una buona, quasi tutto il girone d'andata è stata quasi a livello da Champions League. Per me l'Atalanta non è una sorpresa. Non è più una sorpresa, no. Sì, ormai la slide comincia a essere superata, no. L'ho già utilizzata più volte, quindi è un argomento di discussione riguardante appunto le sorprese del campionato italiano, questo anche per dire che il campionato è interessante a qualsiasi fascia. Posso dire chi manca lì nelle slide? La Lazio. Ah beh, ma la Lazio ormai è una grande sorpresa. Però dai, si è abbastanza confermata negli ultimi anni. Però da primo posto non l'avrei mai detto. No, questo no, adesso perché lo vediamo già da questo punto di vista, proprio a un punto dalla vetta, quindi è vero. Poi abbiamo invece quest'altra situazione, altra slide, San Gennaro, questo uomo solo al comando che si trova poveretto in una situazione in cui deve rimettere a posto i cocci e quindi è l'uomo della provvidenza, quindi all'anno prossimo per esempio verrà riconfermato? Presumo di sì. Ma sì, allora a me piace Gattuso come allenatore, non credo che il problema del Napoli fosse l'allenatore però, e quindi non sono convinto che rappresenti l'unica soluzione a un sistema di problemi che coinvolge la società, il tifo, i giocatori, insomma il Napoli secondo me deve affrontare una serie di nodi che non avevano l'allenatore tra quello principale. Per me il problema non era Ancelotti, ecco, mettiamola così. Ho visto che ci sono tantissime situazioni riguardanti anche l'ingaggio, per esempio Fabian Ruiz, che è un giocatore, un buonissimo giocatore, mi piace moltissimo, stanno rinnovando il contratto, ma c'è la clausola rescissoria. Clausola rescissoria che i suoi agenti vorrebbero che venisse attestata ai 70-80 milioni e invece il presidente vuole che sia allargata a 180 milioni, perché sa che dall'altra parte in Spagna ci sono dei grandi estimatori di questo giocatore, come per dire non mi fate fesso, quindi ormai sappiamo che è legato tutto alla questione economica e finanziaria della gestione della squadra che deve rimanere in piedi. Abbiamo parlato di economia in tutta la puntata, perché ovviamente le squadre, abbiamo parlato di fair play finanziario, devono rimanere in piedi in qualche modo, quindi stadi, strutture, situazioni, diritti televisivi, tutto deve contribuire per la riuscita dello spettacolo, tra virgolette. Poi noi siamo uno spettacolo relativo, perché io continuo a dire viva il calcio italiano, tatticamente siamo il campionato più difficile e quindi non è un caso che nel nostro campionato approdino sempre dei giocatori che dopo vengono catturati dagli altri campionati. Siamo arrivati alla fine, il nostro piccolo spazio riguardante appunto la solidarietà, e quindi unisciti alla nostra campagna Conosci Frederik, per la ricerca e la cura della tassia di Frederik, www.emma.it, Liban IT 63 Q 030 6909 6061 000001 33 443, ogni giorno per Emma Onlus. Questa è un'associazione che è molto in gamba, sta facendo molto bene per cercare di risolvere questa problematica di questa appunto malattia rara. Arriviamo ai saluti e quindi ovviamente la slide che riassume Che calcio che fa, venerdì alle ore 21 in TV su Lombardia TV, al sabato alle ore 18 in replica, lunedì alle ore 17, dalle 17 alle 19 su silvimusicradio.it, appunto in radio, e sul web sul sito checalciochefa.com. Siamo arrivati ai saluti, è stata una puntata bellissima dal mio punto di vista, abbiamo conosciuto il pensiero brillante legato a una felicità calcistica e anche economica, chiamiamolo così, riguardante il calcio, e questo tanto per dire che quel famoso metodo di Montari lo rivediamo all'inizio della trasmissione in questo metro della felicità che può in qualche modo gestire le sorti e gli umori di una popolazione interista, juventina, milanista che sia. Quindi Luciano Canova, Il metro della felicità, bellissimo libro, e quindi a me non resta altro che salutare il nostro graditissimo ospite Luciano Canova. Grazie Fulvio e grazie agli amici da casa, grazie di cuore. Va bene, noi ci vediamo settimana prossima, altri ospiti, altri argomenti, insomma, che calcio che fa.